Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Buongiorno Antonino, a te la linea. Buongiorno a te, cara Natalia, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è l'edizione di oggi, sabato 13 di giugno dell'anno del Signore 2026. Mi permetto, visto che oggi è Sant'Antonio da Padova, auguri a chi si chiama Antonio, Antonino, Antonina, Antonia, Antonietta, Maria Antonietta, Antonella, Antonello, e fate un pochettino voi, ma il concetto è quello. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, alla rassegna stampa di Semivarin, video pillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. 340 670 9659 per le vostre zap o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 029294 7222, il telefono è aperto per voi. E io voglio salutare la gradita ospite di oggi, ormai praticamente una co-conduzione di questa trasmissione, Giovanna Scaglione, buongiorno. Buongiorno Antonino, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e un grazie particolare per il fatto che apprezzate diciamo la mia piccola partecipazione per quello che posso, logicamente per le mie conoscenze, ma ve ne sono veramente grata con tutto il cuore. Molto, noi ne siamo ampiamente onorati. Senta, io ho qua Icon Magazine che racconta appunto l'Alfa Romeo alla 1000 miglia del 2026 tra storia e innovazione. Sapete che in questi giorni c'è la 44esima edizione della rievocazione storica, 50 vetture al via. L'Alfa Romeo ha schierato due auto, una è la 1009 Super Sprint del 56, che se non sbaglio è la base che è servita per le BAT disegnate da suo padre, e l'altra è la nuova Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, prodotta solo in 10 esemplari. Appunto, questa 1009 Super Sprint del 56 appartiene alla collezione Heritage Hub Italy, normalmente è esposta al Museo Storico dell'Alfa ad Arese, e in particolare è guidata da un equipaggio che è fatto da due componenti del gruppo musicale dei Subsonica. Tra l'altro la 1009 Super Sprint, che partecipa a questa 1000 miglia, è carrozzata Touring superleggera, ha un motore 1009, precisamente quasi 2000 perché 1975 cc e 115 cavalli, e tra il 55 e il 58 ne sono state realizzate meno di 600 esemplari, pensate voi. Altra cosa che mi permetto di dirvi è che l'Alfa alla 1000 miglia tra il 27 e il 57 ha vinto 11 volte, soprattutto tra il 32 e il 38, e poi l'Alfa Romeo in questa edizione della 1000 miglia presenta la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, che è una serie limitata, pensate, solo 10 esemplari, del frutto della partnership Alfa Romeo Team Luna Rossa in vista dell'America's Cup, che è la Formula 1 della vela. Questi 10 esemplari sono stati già venduti tutti quanti ed è un progetto sviluppato all'interno dell'universo Bottega Fuoriserie per la personalizzazione più esclusiva del marchio. Ha una livrea ispirata alla barca, a Luna Rossa, tutta una serie di dettagli che richiamano il mondo della vela ad alte prestazioni. Ma tornando un po' indietro, Giovanna, che cos'è la 1000 miglia per lei? Per me è un ricordo bellissimo perché tutti gli anni con Babbo, perlomeno alla partenza, eravamo presenti. Certo, io ero molto piccola, diciamo, Babbo ha cominciato a portarmici verso i 5 anni in modo che potessi ricordare qualche cosa. Prima
insomma i ricordi sono proprio dei piccoli flash. Invece dai 5 anni in poi, siccome io e mio padre eravamo in simbiosi, per me essere con il mio babbo era già una cosa talmente emozionante che poi lui mi spiegava, mi raccontava, mi diceva questa è la tale macchina, oppure un altro, ovviamente via via che sfilavano me le diceva. Io non è che me le potessi ricordare, però è stata una grandissima emozione e così è continuata nel tempo fin tanto che babbo ha potuto lavorare, fin tanto che poi non ha dovuto interrompere la sua carriera. E comunque io continuo a seguirla, la Mille Miglia, per quello che posso, tramite soprattutto il computer, perché alla televisione sì, ne parlano, ma secondo me troppo poco, mentre invece è un evento a cui scusatemi, è un io che non è giusto, scegliete voi il termine più adatto, gli darei molto più risalto, perché la Mille Miglia è una delle varie storie dell'Italia che dobbiamo mantenere, conservare e raccontare. Io sono sempre fatta così, purtroppo l'Italia va tenuta a un livello superiore. Noi italiani non diamo tanta importanza a quella che è la nostra storia, non solo la storia diciamo delle bellezze che abbiamo, scultore, le chiese, i grandissimi Leonardo, Michelangelo, insomma tutti ma anche cose che rappresentano, secondo me, una parte dell'Italia che ha un grandissimo significato e alla televisione gli danno poca visibilità. Questo è il mio parere, logicamente ognuno è libero di pensarla come crede. Ci mancherebbe pure. Giovanna, io sono d'accordo. Tra l'altro ci scrive ora Roberto che dice: Antonino, perché non una via a Milano intitolata a Carlo Chiti? Tra Alfa e Autodelta più milanese den sci. Beh, Carlo Chiti in realtà era toscano e l'Autodelta nasce a Udine, poi viene trasferita a Settimo Milanese, però più Alfa Romeo di questo, sì, sono pienamente d'accordo con te, Roberto. Ci vorrebbe una strada dedicata a quella che Busso nel suo libro Nel cuore dell'Alfa definisce, a colui che nel libro Nel cuore dell'Alfa definisce l'infernale Chiti, un uomo vulcanico, un uomo eccezionale. Pensate, era così appassionato degli animali, lui gli piacevano i cani, che a Settimo Milanese, ecco, mi conferma, aveva fatto fare una tettoia e un canile per i suoi cani, perché ne aveva assai, con i lamierati delle Giulia GTA, che facevano da tettoia. Scusi Antonino se la interrompo, sono molto maleducata. No. Ci sono anche 2 cofani della 33 stradale che non erano stati poi adoperati perché dovevano essere 18 esemplari, in realtà sono stati solo 12. Quindi in quel canile, io non so, spero che esista sempre, ci sono anche 2 cofani della 33 stradale. Ecco, trovatemelo un canile che vale tutti questi euro, perché francamente 2 cofani della 33 stradale, credo che forse se uno dà tutte e 2 i reni te ne danno mezzo. Non so, ho questa strana sensazione, ma magari mi sbaglio. Perché magari ce ne vogliono 4 di reni. Ma detto ciò, voglio dire una cosa, già che ci siamo. Lei lo ha conosciuto, Chiti? Sì. Devo dirle che è una persona molto simpatica, come nessuno me ne voglia, per carità, con questo non voglio dire che le altre cose, regioni italiane non sono a quel livello,
però il toscano ha quel pizzico in più di sprint, ecco, nei modi di fare. A volte può diventare anche fastidioso, perché ha un modo di fare, uno spirito, soprattutto nelle battute, che non tutti riescono a comprendere. È vero. Perché i toscani sono piuttosto, usiamo un termine che non è proprio quello giusto, sono un po' feroci. Quando ti devono dire qualcosa te la dicono proprio nel modo più magari gentile, ma che non lascia assolutamente niente all'immaginazione. I famosi maledetti toscani, no? Ecco, appunto, i famosi maledetti toscani. Comunque, se me lo permette, tornando all'ingegner Chiti, era una persona veramente speciale, però con un carattere che a volte, quando pigliava fuoco, non le dico, fra mio padre e Chiti ci sono state delle litigate che credo che se le avessero registrate varrebbe la pena di riascoltarle. Oddio Perché santo, che cosa si dicevano? Degli screzi, perché è naturale quando si lavora insieme, si hanno magari dei momenti in cui non si è d'accordo, metta due toscani insieme e mi dice che cosa succede. Mamma mia, che poi suo padre era pure mezzo calabrese, quindi si figuri lei che cosa viene pure fuori. Appunto, testardo come una capra. Ecco, Questo te lo dico con tutto il cuore. Manca il fuoco e la benzina si sono trovati. Sì, però comunque sempre diciamo in modo che, finito il momento in cui non c'era quell'accordo necessario, tutto finiva lì e più amici di prima. Certo. Non c'è mai stata quello che si può dire che una persona magari tiene il muso, la prossima volta che ti vedo ti do la frecciata cattiva per ricordarti che mi hai detto qualche cosa. No, tutto finiva lì. E quindi è una bella cosa. E sarebbe molto bello che per l'ingegner Chiti venisse dedicata una strada. Bisognerebbe prendere contatti col comune di Milano e fare una raccolta firme, che quello è molto importante, e chiedere appunto al comune di Milano di intestare una strada all'ingegner Chiti. Sì, magari nell'area del Portello, visto e considerato che il Portello oggi è diventato mezzo parco e mezzo zona di costruzioni edilizie, però a maggior ragione sarebbe giusto dare il giusto spazio a Carlo Chiti. Ecco, sempre Roberto mi dice che Chiti abitava in zona San Siro, a via Dognocchi al numero 12. Quindi Roberto evidentemente è bene informato. Roberto, se vuoi telefonare fai solo un favore, ci fai solo piacere. 0292947222. Tra l'altro, tornando alla Mille Miglia, io ho ascoltato nel passato, perché tanti vedono oggi queste auto così eleganti, così imbellettate, che fanno il percorso, ovviamente vengono guidate con un certo criterio, perché non è che ti puoi andare ad ammazzare con una macchina del genere che vale una mezza milionata di euro, e chiaramente significa anche diciamo così vedere la parte glamour di questa corsa. Questa corsa in realtà era una delle corse più massacranti e più di ardimento che c'erano nel mondo dell'automobilismo. Io ricordo il buon Guidotti che raccontò una cosa di questo genere. Pensate che nell'Italia dei primi anni 30 le strade mica erano tutte asfaltate, e quindi correre questi 1600 chilometri, perché un miglio inglese sono 1610 metri, mentre quello romano è 1410, perché miglio viene da millem passum, i 1000 passi dei legionari, no? Ecco,
la 1000 miglia significava partire per una gara nella quale tu non sapevi se arrivavi completamente intero o se dovevi tornare in qualche cappotto di legno, perché essendo le strade molto spesso con il brecciolino, senza l'asfalto, e considerate pure che nei paesi molto spesso l'illuminazione pubblica erano 2 o 3 lampadine messe magari in un pezzo di quello che sarebbe diventato il corso principale, e molto spesso si correva di notte, o meglio, si correva anche di notte e si correva nelle luci dell'alba. Pensate, con Salvo Sanesi andò fuori strada a Santa Marinella proprio per questo, pigliando una curva ad alta velocità, restò sospeso tra la vita e la morte e essendosi salvato miracolosamente battezzò, credo sia la sua seconda figlia, Marinella, proprio per il posto e per la santa che lo aveva protetto, a suo dire. E poi vabbè, ci sono tutte le storie, la più epica probabilmente è il famoso sorpasso, che poi non è stato un sorpasso. Qui al garage dell'Alfista abbiamo mandato in onda le registrazioni dei testimoni che hanno parlato con Guidotti, di Guidotti stesso, e Guidotti lo disse chiaramente. In realtà Nuvolari era un duro, Varzi era un duro, Varzi aveva tirato tutta la gara ed era stato avanti. Nuvolari si era quasi rassegnato all'idea che dovesse vincere Varzi. Cos'è successo? Che prima di Brescia all'alba, l'Alfa di Varzi, che era una 1750, come quella di Nuvolari, ha avuto una panna e quindi ha rallentato. Nuvolari si è accorto del fatto che Varzi avesse avuto la panna, ma vedete, qui è la differenza tra un uomo che è anche un campione e l'italiano medio. L'italiano medio che avrebbe fatto? Avrebbe scalato una marcia, l'avrebbe sorpassato in tromba e gli avrebbe fatto pure il gesto dell'ombrello. Io di sicuro l'avrei fatto, ma io non sono un campione. Nuvolari, resosi conto della cosa e visto che Varzi aveva dato l'anima a tutti e 1600 chilometri, fece un'altra cosa. Nuvolari non ha accelerato, ha mantenuto l'andatura. E quindi quando è arrivato all'altezza dell'Alfa di Varzi e stava per superarla, a quel punto Guidotti ha allungato una mano sul cruscotto e ha acceso e spento i fari in segno di omaggio. Non è vero che poi vabbè, la leggenda è stata che c'era stato il sorpasso a fari spenti, tutto quello che volete, ma in realtà il sorpasso si è compiuto per una semplice differenza di velocità tra i due. E l'Alfa Romeo, chiaramente, non potendo dire una macchina ha avuto una panne, e quindi perché sarebbe stato da un lato imbarazzante per Nuvolari, dall'altro sarebbe stato offensivo nei confronti di Varzi, e quindi di conseguenza è nata la leggenda del sorpasso a fari spenti, ma i fatti sono andati come ve li ho raccontati io, e ripeto, come le testimonianze che abbiamo mandato in onda in questa trasmissione varie volte. Per cui questa è stata ed è probabilmente una delle dimostrazioni del fatto che lo sport non è soltanto che io sono bravo a correre con la macchina, è che io devo essere bravo a correre come uomo nella vita, e Nuvolari l'ha dimostrato. Correre con il cuore, perché sì, è quello che conta, correre con il cuore, perché con il cuore si aggiunge quel pochino in più, che non è solo la velocità, non è solo il saper approfittare magari di una curva e vedere che riesco a sorpassarti magari anche in modo non del tutto, ma questo non mi riferisco né a Varzi né a cosa, per carità, questo capita anche in Formula 1, cerco di, scusatemi il termine, di fregarti nel momento in cui vedo che nella curva magari quello che è davanti a me non la prende in un determinato modo, se ho quel che in più, che è la voglia di arrivare, la voglia di riuscirci, ma questa voglia è dettata dal cuore, oltre che dalle capacità, per carità, se ci provo io mi vado a schiantare chissà dove, ma quello è un altro discorso. Noi italiani siamo speciali e dobbiamo imparare a capirlo.
Esatto. Noi abbiamo quel qualcosa in più che non riusciamo a tirare fuori. Quando arrivano gli stranieri, con tutto il rispetto, perché qualunque nazione mandi i suoi turisti e vengono, e grazie a Dio, a vedere tutto quello che noi abbiamo, ma noi ci comportiamo un po' come se fossimo i loro servitori. È vero. Anche per la storia dell'Italia, intendiamoci, perché siamo stati sotto il dominio di tante, come si dice, di tante nazioni, di tante cose. Mentre invece noi dovremmo imparare a far capire che non siamo sudditi, perlomeno siamo al pari, se non di più. È vero. E noi abbiamo quel po', lei lo chiama cuore, ma chiamiamolo anche anima, che ci permette di uscire un po' più veloci dalle curve della vita, oltre che dei circuiti. Roberto, informatissimo, ogni anno Rainz mandava un regalo a Chiti, lo compravano da me. Ah, ecco perché Roberto sa tutte queste storie su Carlo Chiti. Roberto, scusa, ma se sei un testimone, noi dobbiamo chiudere la puntata, ma cavolo, una telefonata ce la potevi fare. Oggi sto regalo me lo potevi fare, fratello. Comunque, Giovanna, io niente, sono arrivato alla fine di questa puntata. Devo dire che per quanto mi riguarda è stata una grande puntata. Non so per lei, ma per me sì. Anche per me perché la ringrazio Antonino perché mi ha dato lo spunto prima, mi ha diciamo comunicato che fra le altre cose in questa appunto 1000 miglia di quest'anno ci sarà la Giulia Luna Rossa. Esatto. Ed è una cosa che mi ha veramente commosso. Sono andata su internet, ho guardato il sito, ho visto delle cose splendide e cerchiamo di tenere sempre altissimo il nome dell'Alfa Romeo. Sempre, perché rappresenta tutti noi. Rappresenta tutti noi, senza togliere niente a tutte le altre marche, per carità. Però l'Alfa Romeo ha quel che in più. Esatto. E visto che c'è anche la Giulia Luna Rossa e quest'anno Luna Rossa, la marca, partirà dall'Italia, cerchiamo di essere ancora più orgogliosi. Esatto, esattamente. Chiudiamo qui la nostra trasmissione. La voglio dedicare alla memoria di Giorgio Langella, che se n'è andato 2 anni fa, in questo periodo, che fu collaudatore provetto dell'Alfa Romeo, ma che fu soprattutto un grand'uomo. Ci manchi, ma di curva in curva verrà il giorno in cui ci ritroveremo. Grazie a tutti voi, grazie Giovanna e grazie a sabato lei, Antonino, prossimo. e grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie. E adesso Centro Ronchi. Grazie ancora. Sigla. Avete ascoltato il garage dell'Alfista.